Altre 623 persone sono arrivate a Porto Empedocle, dove la Ocean Viking è approdata prima di ripartire alla volta di Civitavecchia con parte dei migranti. Altre persone da qui sono state imbarcate sui pullman verso le strutture d'accoglienza di Augusta e Catania. Il centro di Lampedusa e adesso anche la tensostruttura di Porto Empedocle, approdo di passaggio, non possono più contenere migliaia di persone. Gli immigrati vengono rimbalzati da un posto all'altro, sono troppi. Ed è proprio a Porto Empedocle che si è spostata l'emergenza, dove oltre gli immigrati arrivati in mattinata altri 600 sono attesi in queste ore. Per il sindaco Calogero Martello tecnicamente il territorio non è attrezzato a ricevere questi numeri, anche se le forze dell'ordine fanno il possibile per non creare inconvenienti ai cittadini, ma occorre considerare che il porto di approdo è a ridosso della città. Chiede che i profughi vengano condotti da Lampedusa direttamente nei centri d'accoglienza, senza passare da Porto Empedocle, dove comunque permangono soltanto dalle 24 alle 48 ore. Intanto qui, come annunciato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, fra ottobre e novembre sorgerà un hotspot, sempre per una breve permanenza. Oggi i mezzi di trasporto dei reparti di polizia sono stati fatti convergere da tutta la Sicilia per ordine del capo della polizia Vittorio Pisani a Porto Empedocle. Serviranno per fronteggiare la mancanza di pullman in coincidenza con il weekend di Ferragosto, per trasferire i migranti che si trovano nell'area di transito della città. Intanto ci sono 3 persone disperse al largo di Marettimo, mentre 9 migranti sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia Costiera, che una volta scattato l'allarme sono uscite in mare alla ricerca dei naufraghi. E nelle ultime ore sono giunti a Pantelleria oltre 250 migranti. A Lampedusa invece ci sono stati più di 20 sbarchi con oltre 600 immigrati. Il primo weekend da bollino nero, quello in cui si sono incrociati il traffico di chi lascia la Sicilia con quello in arrivo. Le autostrade siciliane hanno fatto registrare code e rallentamenti un po' dovunque, soprattutto in prossimità delle località balneari e turistiche. Code anche di un'ora e mezza per percorrere pochi chilometri si sono verificate sulla tangenziale di Messina a causa dei lavori in corso del nuovo viadotto Ritiro e la circolazione con doppio senso di marcia in un tratto parecchio trafficato. Traffico intenso anche sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e sulla A18 in prossimità di Taormina. Proprio in previsione dell'aumento del traffico, l'ANAS ha deciso di sospendere 811 cantieri fino al primo weekend di settembre, così da attenuare i disagi per gli automobilisti. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, sono stati costanti invece i rallentamenti e le code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia, dove si registrano tempi di attesa anche di 3 ore. Non è diversa la situazione a Messina, dove anche un po' a sorpresa in mattinata si sono riversate tante auto in città in attesa di incolonnarsi nel serpentone dei traghetti di Caronte e Tourist. Difficoltà acuite anche dalla presenza di diversi mezzi pesanti che sono stati dirottati alla Rada San Francesco piuttosto che al porto di Tremestieri, rimasto chiuso. Nello stretto oggi Caronte e Tourist hanno messo in esercizio 8 navi, 2 quelle di Ferrovie dello Stato, ma non è bastato per smaltire il traffico, perché la miscela tra auto e mezzi pesanti ha mandato in tilt il traffico cittadino, sin dalle prime ore del mattino, con lunghe code che dagli imbarcaderi della Caronte arrivavano sino a Boccetta, quasi all'interno dell'autostrada. Una situazione complicata, visto che nessuno si aspettava questo traffico e non era stato previsto il dispositivo di emergenza che si attua durante il controesodo. Ed a rendere più complicate le cose ci pensa anche il ritorno del caldo e dell'afa, pur senza i picchi di temperature visti a luglio, con Nerone, il nuovo anticiclone africano, i cui effetti però si avvertiranno soprattutto nel nord Italia. A Ferragosto la massima prevista a Palermo e Catania sarà di 29-30 gradi, a Milano di 35. La seconda fase di caldo africano invece investirà il sud, dove potrebbe insistere anche sino a fine mese. Parla di tagli nelle tratte per le isole, ma aumenta le rotte in Sardegna. Minaccia il governo, ma assicura il suo impegno in Italia. Continua a salire di tono il braccio di ferro estivo tra Ryanair e il governo italiano, culminato con il ricatto da parte della low cost: via le nuove norme o ridurremo le tratte. Il nodo è sempre quello: la stretta contro il caro voli e l'utilizzo degli algoritmi che determinano le tariffe, contenuta nel decreto voluto dal governo per tutelare i passeggeri siciliani e sardi. Norme definite dall'amministratore
delegato della compagnia irlandese Eddie Wilson, illegali, ridicole e di stampo sovietico. Nessun timore da parte di ENAC, la compagnia lascerà l'Italia, ci sarà spazio per altri vettori. A pensare più ad un bluff che ad un ricatto anche il ministro delle imprese Urso. Il mercato non è Far West, dice, ricordando una certa insofferenza alle regole da parte della compagnia, sanzionata ben 11 volte dal garante per la concorrenza. Malgrado le lamentele sui costi del carburante, Ryanair ha chiuso l'ultimo anno con un utile netto di quasi 1,5 miliardi di euro. Mentre i bilanci della compagnia crescono, aumentano invece i disagi per i viaggiatori. Il presidente Renato Schifani è sul piede di guerra. Dopo aver denunciato il cartello tra Ryanair e ITA per non farsi concorrenza, affonda un altro colpo. Da un lato Ryanair esalta la libertà di mercato, accusa Schifani, dall'altro intasca i contributi, ben 15 milioni di euro dall'aeroporto di Palermo. Nel bel mezzo di questa querela nazionale una curiosità. La premier Meloni evita i voli di Stato e per andare in vacanza sceglie un volo di linea, la compagnia Ryanair. Le strade del vino incrociano quelle del fuoco, un'estate da dimenticare per i viticoltori che anche quest'anno hanno perso in poche ore anni di lavoro. Queste le viti bruciate nell'azienda agricola, nella Valle dell'Anapo, nel Siracusano. Qui si produce il Moscato DOC e il Nero d'Avola biologico, proprio per preservare al massimo l'integrità del territorio, nuovamente devastato dagli incendi. Per un produttore cosa vuol dire vedere bruciare poi quello su cui si è investito e si lavora? Sono anni di lavoro, no? E di sacrifici che poi vanno in fumo in poche ore, quello è il problema ovviamente, quindi danno economico momentaneo ovviamente perché la perdita del prodotto dell'annata, ma poi anche la perdita del prodotto l'anno dopo, perché chiaramente le piante poi non producono uva l'anno dopo, dopo l'incendio. E non ci stanno i produttori del vino della Val di Noto, che riunisce 50 aziende. I sindaci, le istituzioni spesso si limitano a fare le ordinanze, ma nessuno operativamente poi si preoccupa di farle rispettare. Certo, farle rispettare significa elevare multe, significa probabilmente perdere consenso, ma è un coraggio che bisogna assumersi tutti insieme, le istituzioni, ma la società civile tutta, e andare in questa direzione. I risarcimenti per gli agricoltori che hanno subito un incendio non riescono però a restituire tutto quello che si è perso. Io penso che dovremmo sia aiutare i produttori e quindi le imprese, ma dall'altro canto dobbiamo tutelarle, perché quando si verificano incendi la prima cosa che c'è da parte dell'imprenditore è quello di essere scoraggiato. Tutela del territorio e del lavoro per garantire un rilancio del settore agricolo. Quando dici Mogol, dici musica italiana, anzi l'Olimpo della musica italiana. L'autore, che insieme a Lucio Battisti ha firmato le canzoni che fanno parte della storia e del DNA del nostro paese, ieri si è esibito a Zafferana Etnea in un concerto racconto, accompagnando la voce di Gianmarco Carroccia e raccontando come sono nate le parole dei brani immortali che ha scritto per Battisti. Io spiego perché ho scritto quella canzone e parlo dei momenti della mia vita che ho vissuto e che mi hanno poi fatto scrivere la canzone nel momento in cui cercavo di interpretare il senso della musica, ma il senso della musica è anche attaccato alla mia vita. Oggi a Catania, per presentare lo spettacolo del prossimo 15 dicembre, il maestro parla di emozioni in musica, ma anche di quelle emozioni positive necessarie per far star bene corpo e mente. Noi nei momenti di felicità, di sorriso, quando aiutiamo gli altri e vediamo che sorridono, noi emettiamo endorfine. Endorfine sono quanto di più importante per la salute. Pensi come siamo stati costruiti, nel senso che la gioia, la passione, il fare il bene ci procura benessere. Secondo lei qual è il segreto dell'immortalità dei testi, delle canzoni e della musica di Mogol e Battisti? Il segreto credo che sia il valore artistico, come è stato tramandato in grandi opere del passato, attraverso le famiglie, i padri che imparano ai figli e che trovano insieme la stessa gioia nel vivere quel momento. Quindi musica e parole senza tempo. Sarebbe un sogno vivere in campagna, con la mia tipo pure con mia mamma, con i diamanti in mezzo ai denti, un
jet privato come i presidenti non pensi. Sorriso timido che nasconde una grande emozione, look total black e quella camminata scanzonata che piace tanto ai suoi fan. Tananai sale sul palco della Villa Bellini di Catania e accende subito il suo pubblico con il sound accattivante di Quelli come noi, una delle canzoni più amate dell'ultimo album, Rave Eclissi, che è un vero e proprio urlo generazionale. Siamo due scostumati, da volerci bene, non riusciamo a smettere, e un'altra notte finirà. Dopo l'ultimo posto a Sanremo nel 2022, Tananai si prende la rivincita l'anno successivo con Tango, che a Sanremo 2023 entra tra i 5 finalisti. Oggi è considerato uno degli artisti del momento e molti fanno a gara per avere un suo featuring, da Fedez a Marrakesh, passando per Ariete, da Zap, Mara Sattei. Maledetta, che per tutti sei santa, ma invece ha una bocca che mi ratta, spacca, ratta. 28 anni, una carriera partita come molti giovani da uno scantinato in cui suonava e produceva musica elettronica con gli amici. Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, adesso arriva ad un pubblico trasversale come quello presente ieri alla Villa Bellini. Tantissimi giovani ma anche molti adulti, qualcuno accompagnato dai bambini. Spaccami il cuore Catania! Spacca, 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 spacca il cuore. Spacca, 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 spacca. Spacca, 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 spacca il cuore. Con l'arrivo di Marco Scurado, il Catania mette centimetri e tanta esperienza nel reparto arretrato. Difensore argentino di 28 anni, Curado, come gli ex rossazzurri Cristian Jama e Papu Gomez, è maturato nell'Arsenal. Ho cresciuto un po' guardando il Catania degli argentini, ovviamente quando ero piccolo guardavo tanto calcio, tanto cioè la Serie A, quindi mi ricordo molto bene la storia del Catania con gli argentini, quindi ti ripeto, anche quello mi fa stare, cioè mi fa sentire contento. Curado in Italia in 5 campionati di Serie B tra Crotone con una promozione in A, Frosinone e Perugia, ha disputato 98 partite segnando 2 reti con i Grifoni. Le prime sensazioni sono positive. Per raggiungere l'obiettivo penso, almeno questa è una mia idea, che il gruppo sia fondamentale, avere un gruppo sano, un gruppo forte, e per questa mezza giornata che ho vissuto insieme a loro ovviamente ci conosceremo piano piano, passa il tempo, però mi sono già sentito bene insieme a loro, cioè, si vede che sono un gruppo molto umile, con tanta voglia di lavorare, e niente, io ti ripeto, vengo qui a dare il mio contributo e aiutare quanto posso. Quello del Catania è un mercato intelligente, sintesi di investimenti e qualità per vincere subito e creare una buona struttura tecnica del futuro. Prossime mosse: un altro difensore centrale, piace Daniele Liotti della Regina, e un attaccante. Nel Messina dopo Plescia anche Provenzano ha rifiutato il trasferimento. Per l'inizio del campionato il manto erboso del Francoscoglio dovrebbe essere pronto, ma l'organico è ancora incompleto e carente.